Fine delle speranze per la mamma di Mogliano che lotta insieme a tante altre da mesi. Parere negativo di EMA, verrà ritirato dal mercato il farmaco che rallenta la distrofia di Duchenne che ha colpito il figlio di 6 anni, la rabbia, decisione disumana. Strage del bus di Mestre, il 40enne autista di Vazzola non ha avuto un malore, lo ha escluso la perizia sul muscolo cardiaco. Alberto Rizzotto non aveva problemi di cuore, è morto per le ferite della tragica caduta del pullman. Regolamenti di conti e spedizioni punitive in centro a Treviso, le voci dei ragazzi dopo l'ultimo caso in piazza Vittoria, sul quale indagano i carabinieri. Alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, il quadro inquietante dei reati in aumento nella nostra regione, più 23% di omicidi, molti di questi femminicidi, in generale aumento dei reati. Il Tribunale di Treviso sarà intitolato al magistrato Giancarlo Stiz, protagonista delle inchieste sulle trame nere, gli anni di piombo, scomparso nel 2015. Si attende la firma del sindaco. Parco Vittoria, Azione Italia Viva dice sì al progetto ma chiede tempi certi per il cantiere e ristori per le sicure perdite dei commercianti e i disagi per i cittadini. Intanto a Treviso ne arriva un nuovo cantiere, quello del microtunneling per la fognatura, 6 mesi di lavori a ridosso del PUT, al via da lunedì. Si parte dal Ponte della Gobba per poi entrare in centro. Alla vigilia del giorno della memoria, l'incontro in una scuola di San Biagio tra gli studenti e Giovanni Campagnola Carbonera, suo padre, salvò dai campi di concentramento mamma e figlia ebrei nascondendole in casa. Giornata da non perdere, domani alle 9:45 del mattino in diretta da Venezia la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario 2024, alle 21 la diretta dello spettacolo Baracca 18 con il coro Anna Dioderzo. TG di Treviso, buonasera, ben ritrovati. La nostra notizia di apertura è questa: stop al farmaco per la distrofia di Duchenne. Un farmaco sperimentale, EMA lo ha bloccato e ha espresso e ufficializzato oggi la sua decisione. La disperazione delle tante famiglie dei bambini malati per i quali questo medicinale era fondamentale, l'unica speranza di rallentare la progressione della malattia. Abbiamo intervistato una mamma. Siamo scioccati perché appunto già come mamme, come genitori, come famiglie dobbiamo sopportare tanto dolore nella nostra vita, e quindi questa decisione sinceramente dal nostro punto di vista è disumana. La notizia temuta è arrivata stamattina ed è come un pugno in faccia per le famiglie dei bambini affetti da distrofia muscolare di Duchenne con una particolare mutazione genetica. EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, ha dato parere negativo e Translarna, l'unico medicinale al momento a disposizione per rallentare l'evoluzione della malattia, verrà ritirato dal mercato. In queste settimane vi abbiamo raccontato la battaglia delle famiglie di questi bimbi. Tra loro c'è anche Leonardo, 6 anni, di Mogliano. La mamma, Elena Semenzato, pensa con angoscia alle prospettive che ora si aprono per il futuro di suo figlio. La prospettiva che ci avevano dato i medici è che con questo farmaco lui potesse camminare quasi fino alla maggiore età. Invece adesso, se verrà tolto, la malattia ricomincerà a galoppare, quindi come possiamo sentirci? Cioè, che ci viene tolta l'unica speranza che avevamo. La chat delle mamme è piena di messaggi di disperazione e rabbia. Il farmaco non rappresenta una cura della malattia, ma, come confermato da molti medici che seguono i bimbi, ne rallenta il progredire. Noi come possiamo accettare una sentenza così in silenzio? Cioè, dobbiamo perlomeno farci sentire come genitori, perché siamo veramente... ci sentiamo di vivere un inferno, siamo disperati, i nostri figli già sono messi a dura prova da una malattia grave, degenerativa, la distrofia più grave esistente, quindi non ci sembra umano tutto questo. Dopo questo parere negativo ci sono 67 giorni di tempo prima che il farmaco venga ritirato dal mercato. Le scorte in Italia sono molto limitate, a differenza di altri stati europei. Che ne sarà di queste medicine? Si chiedono i genitori. Al momento non ci sono farmaci alternativi ed il futuro di questi bambini, temono mamme e papà, sarà peggiore di quello che potrebbe essere se continuassero la cura, magari in attesa di risultati della ricerca per curare la distrofia di Duchenne. E noi ci aspettiamo purtroppo che nostro figlio smetta di camminare prima
che abbia problemi respiratori. Prima, perché è una malattia che attacca tutti i muscoli, compresi quelli respiratori e il muscolo cardiaco. Quindi il rallentamento è di tutte queste tappe quello che dà Translarna, e per noi è importantissimo un rallentamento di queste tappe, perché il tempo per noi è estremamente prezioso e lo sono anche le condizioni di vita di questi ragazzi, perché dico, ok, già hanno una vita breve davanti, gliela vogliamo far vivere almeno nel migliore dei modi? La sera del 3 di ottobre la strage del bus di Mestre è stata depositata alla perizia del medico legale. Bene, Alberto Rizzotto, la guida autista di Vazzola, non è stato colpito da un malore, era sano. Vediamo. Alberto Rizzotto è morto a causa del violento trauma cranico provocato dall'impatto del bus quando si è schiantato a terra precipitando dal cavalcavia di Mestre. Ogni dubbio è fugato. Secondo il medico legale, consulente della Procura della Repubblica di Venezia, dunque, l'autista quarantenne trevigiano morto insieme ad altre 20 persone la sera dello scorso 3 ottobre non è stato colto da alcun malore. È questa la conclusione della relazione depositata, che esclude dunque anche eventuali complicazioni cardiache. È evidente che un elemento fondante è che qualcosa in questo autobus è successo nei 40 metri. Poi c'è il tema del guardrail, per carità lasciamo ai periti valutare ciò che devono valutare, ma la cosa sostanziale è che per oltre 40 metri l'autobus urtava. Rizzotto ha tentato, e si vede proprio nel tentativo però il bus non rispondeva più. Cos'è successo dunque davvero quella sera? In attesa dell'esito delle perizie mancanti, quelle sul cavalcavia effettuate dall'ingegner Migliorino e quella sul bus, il cerchio si restringe notevolmente e il timore che la causa stia proprio nel mezzo si fa sempre più spazio, anche alla luce dei successivi incidenti che hanno visto coinvolti 4 mezzi proprio della linea. Io dico che le immagini che Media Nord-Est ha evidenziato più volte sono eloquenti. E non ho contezza, lo dico in maniera, so che anche i vigili del fuoco hanno fatto dei rilievi precisi sul tema di alcune questioni di carattere meccanico o tecnico. Certo, la Procura sta facendo un grande lavoro, ha affidato degli esperti importanti e ci auguriamo che presto arrivi la verità. Proprio ai nostri microfoni, infatti, un ex dipendente in forma anonima aveva puntato il dito sul malfunzionamento dello sterzo di questi mezzi, su cui molti pendolari oggi hanno paura di salire. Se la gente, i cittadini hanno paura, noi dobbiamo fare in modo che la gente si senta sicura. Il tema di questo gravissimo incidente, intanto c'è un punto fermo. Alberto era una bravissima autista, una brava persona. Purtroppo ha fatto di tutto per salvare la situazione. Credo che la testimonianza dei quei 50 metri che non riusciva più, perché, io chiudo dicendo, come avete voi ben evidenziato, perché non riusciva a riportare al centro del cavalcavia il bus e sbandava sempre in continuazione. Credo che con ansia lasciamo ai tecnici farlo, speriamo che presto arrivino le perizie su queste parti meccaniche che ci dicano finalmente la verità. Torniamo a Treviso con la notizia della spedizione punitiva ieri mattina davanti all'istituto Riccati, pieno centro, con i ragazzi in strada che hanno fermato con il loro assembramento le auto e gli autobus in transito. I carabinieri stanno indagando, sentiti i ragazzi, saranno sentiti anche gli autisti dell'autobus. Un fenomeno pare molto conosciuto tra i giovanissimi, quello del regolamento di conti. Ma non è la prima volta. Quando mi dici È già successo prima. non è la prima volta? No, ma che? È già successo prima. Che si mettono in tanti contro uno. Ma secondo te c'è un problema di baby gang? No, tranquillo. Secondo me? No, niente. Qua a Treviso è una città tranquilla. Non è vero, non è una città tranquilla. Stai zitto te. Ogni tanto succede, ma come dappertutto. A fare da sfondo l'episodio di ieri mattina che ha messo al centro delle cronache cittadine un gruppetto di giovanissimi che avrebbe atteso, accerchiato e poi colpito un coetaneo fuori dall'istituto Riccati. È uscito da scuola, ha visto sti ragazzi che cercavano altra gente da picchiare, no? Ah, li cercavano proprio da picchiarli? Così mi ha detto. E secondo te è un regolamento di conti? Ma un po' di sì, sicuro.
c'è qualcosa sotto. Notizia che ha già fatto il giro. In giornata i carabinieri hanno sentito la scuola, sentiranno anche gli autisti dei mezzi MOM che i ragazzini, assembrandosi, hanno poi bloccato in mezzo alla strada. Nessuna denuncia ad oggi risulta presentata, né sono stati segnalati accessi al pronto soccorso. L'hanno chiusa così, tra urla e spintoni, pare. Purtroppo, come sta diventando pericolosamente di moda, a testimoniarlo sono proprio loro, i ragazzi. È un fenomeno abbastanza noto tra di voi. Sì. Sì, in sto periodo, in questo momento, sì. Vengono anche qui davanti a Riccati? Certe volte sì, senza problemi. Ma questi ragazzi da dove vengono? Sono studenti? Alcuni sì, altri di altre scuole, non per forza dei Riccati. Si incontrano e la gente è attorno a loro e iniziano a picchiarsi. Secondo me, a parte che hanno tantissimi problemi dietro, però... Sì. Un fenomeno che accomuna Treviso alle altre città, che i ragazzi però conoscono. Come in Piazza Borsa sappiamo, avvengono altri avvenimenti. Tanto da aver imparato a difendersi. Stare lontani, ecco. Cioè, piuttosto che ti vengono là a chiedere soldi, una sigaretta, evitarli. È in corso in queste ore una vasta battuta dei carabinieri nelle campagne di Castello di Godego dopo che una gazzella dell'Arma in serata ha intercettato ed inseguito un'autovettura sospetta di grossa cilindrata che è poi finita fuori strada in via Santa Giustina. Gli occupanti, probabili autori di reati, si sono dati alla fuga a piedi e ora sono ricercati. Nell'auto sono stati rinvenuti arnesi da scasso, materiali per il travisamento, diverse borse da donna verosimilmente rubate. Ieri sera a Villorba un'altra vettura è stata intercettata dai carabinieri dopo un furto in abitazione nella quale erano stati rubati i soldi. I malviventi sono riusciti a far perdere le proprie tracce fuggendo verso il veneziano, ma lasciando dietro di sé diversi elementi che potrebbero portare alla loro identificazione. Meno 20% di violazione del codice della strada rispetto al 2022, siamo a Treviso anche grazie agli autovelox, ma è lo stesso comandante della Polizia Locale di Treviso, Andrea Gallo, a suggerire la necessità di un confronto tra istituzioni e territorio nell'installazione e gestione proprio di questi apparecchi. Questi atti, che sono da condannare senza se e senza ma, però manifestano sicuramente un malessere della cittadinanza, per cui è giusto prendere e riconsiderare questa norma e verificare soprattutto le finalità dei proventi di questi verbali. Per cui, ripeto, sono fenomeni che vanno assolutamente condannati, però il sistema va rivisto sicuramente. La velocità è la terza causa di incidenti stradali in Italia, un dato che il comandante della Polizia Locale di Treviso, Andrea Gallo, conosce bene. Numeri alla mano, le sanzioni pagate per infrazioni legate alla velocità ammontano a 3,5 milioni di euro a Treviso sui 6 milioni complessivi che entrano nelle casse comunali, provento di multe. Eppure proprio lui, sull'onda della dialettica nata attorno a Fleximan, che ben conosce le strade e il comportamento degli automobilisti, a suggerire la necessità di un confronto tra istituzioni. Credo che sia arrivato il momento di mettersi intorno a un tavolo, politici, tecnici e anche comitato consumatori, insomma, per vedere se si può cambiare e perfezionare questa norma, ma i controlli devono essere assolutamente fatti. Per installare un velox fisso la richiesta deve essere fatta dalla prefettura, corredata da un'istruttoria contenente il flusso veicolare della strada, l'alto tasso di incidentalità, la mancanza di spazio opportuno per fermare i veicoli in sicurezza e contestarne le violazioni. L'articolo 208 del codice della strada però indica che la somma incassata deve essere spesa nell'attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale, destinata alla manutenzione delle strade e alla loro messa in sicurezza, ma i controlli di fatto sono rari. In tangenziale a Treviso i velox hanno contato 45.000 violazioni nel 2023. Ma se calcoliamo che in tangenziale transitano 1.300.000 auto all'anno, questo significa che il 97% dei veicoli rispetta il limite di velocità dei 90 km all'ora. Sappiamo che a dicembre è stato intercettato un veicolo dall'autovelox che correva ben a 200 km orari. Se non ci fosse stato questo sistema, il veicolo avrebbe fatta franca. Nel 2023 Treviso ha registrato meno 20% di violazioni rispetto al 2022. L'obiettivo di far calare la velocità è stato raggiunto. Ha violato le misure restrittive che gli erano state imposte dal Tribunale nei confronti dell'ex compagna padovana. Un 46enne trevigiano è finito in manette.
Ha violato il divieto di avvicinamento alla ex compagna, per questo è stato arrestato dai carabinieri di Padova un 46enne di Treviso. L'uomo era già stato fermato dagli uomini dell'Arma lo scorso 10 gennaio, quando è stato trovato a Padova nelle vicinanze del luogo di lavoro della vittima per consegnarle un regalo di Natale. La donna lo aveva visto dalla vetrina ed ha subito allertato le forze dell'ordine che, giunte sul posto, lo hanno identificato. Il Tribunale di Padova aveva quindi decretato una misura cautelare che prevedeva il mantenimento di una distanza di 500 metri dalla ex e dai luoghi da lei frequentati, con l'ausilio anche del braccialetto elettronico. L'uomo però ha deciso di non voler rispettare la decisione del tribunale e si è presentato nuovamente davanti al luogo di lavoro della donna. Anche questa volta lei ha allertato i carabinieri che, arrivati sul posto, lo hanno riconosciuto mentre cercava di nascondersi in un bar. Fermato e perquisito, in tasca gli è stato trovato un anello che voleva donare alla donna. L'uomo è stato quindi arrestato e portato in carcere. Impennata di omicidi in Veneto, reati in aumento. È il bilancio della giustizia nella nostra regione alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Impennate di omicidi in Veneto che registra un più 23% rispetto all'anno scorso, con il triste record nella Marca Trevigiana con ben 8 omicidi in appena un anno. In aumento in Veneto soprattutto i femminicidi, con 14 assassini, dati riferiti da giugno 2022 a giugno 2023 e quindi prima degli ultimi casi, con Giulia Cecchettin nel veneziano e Vanessa Ballan nel trevigiano, a dirlo il procuratore generale di Venezia Federico Prato. Tutte le procure del distretto sono allertate, sono aumentati i casi, però sono stati creati dei gruppi specializzati sia di magistrati sia di polizia giudiziaria che ne stanno occupando. Omicidi legati anche alla costante presenza dei reati in aumento del 7%, con il crimine organizzato e ascrivibile all'articolo 416 bis di stampo mafioso. Padova, Vicenza e Verona sotto assedio della criminalità calabrese. Le cosche che vengono interessate da queste indagini sono quella grande Aracri, Gerace, Albanese. Mentre il Veneto orientale è dominato dalle cosche campane della camorra dei casalesi. La presenza del crimine organizzato in Veneto è stata accertata sia dall'indagine sia dai processi di primo grado, che in alcuni casi sono stati già confermati in appello. Maglia nera a Mestre, seguita da Padova e Verona, con le nuove droghe di sintesi e lo spaccio gestito dalle comunità criminali in mano ad albanesi e nigeriani. In cui vi sono delle organizzazioni nigeriane e albanesi che spacciano giorno e notte e quindi hanno reso invivibili certe zone della città. Anche qui c'è da parte dei questori la massima attenzione per prevenire il fenomeno, per arginarlo, e ovviamente da parte nostra c'è l'attività repressiva che non manca mai, perché questo è un settore, quello del traffico di stupefacenti, che è attenzionato da parte di tutte quante le procure venete. Con l'appello, sempre quello, nei tribunali resta la cronica carenza di organici amministrativi. Se potessimo avere quel 40% di personale amministrativo che ci manca, potremmo arrivare però a numeri che ci consentirebbero finalmente di definire i processi nei 24 mesi. Il delitto di Paderno è stata riconsegnata ai familiari dopo l'autopsia alla salma di Bleda Ardesia, il 39enne di Asolo massacrato con 20 coltellate in quella che appare sempre di più come una spedizione punitiva durante un incontro probabilmente a sfondo sessuale nel bosco. La famiglia è in partenza per l'Albania, dove il giardiniere, padre di 2 bimbi, verrà sepolto. Continuano intanto serrate le indagini sull'omicidio. Lunedì, nel luogo del ritrovamento del corpo, arriveranno gli uomini del RIS che analizzeranno anche l'auto della vittima. Siamo a Conegliano ora con il delitto di Margherita Ceschini, la 72enne morta per soffocamento nella sua abitazione. L'ex marito e i complici accusati di omicidio potrebbero uscire dal carcere. Sì, perché la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del riesame che confermava la misura cautelare.
L'accoglimento è stato per tutti e tre gli indagati, quindi è certamente un motivo comune. Avevo presentato ricorso per alcuni motivi comuni, soprattutto di natura procedurale, e credo che uno di questi sia stato accolto, e quindi per queste ragioni ha annullato la Cassazione e l'ordinanza per tutti e tre gli indagati. Enzo Lorenzon, Sergio Lorenzo, Juan Maria Guzman, accusati in concorso del delitto di Margherita Ceschin, la 72enne trovata morta nella sua casa il 24 giugno scorso, potrebbero uscire dal carcere. L'ordinanza del Tribunale del riesame, che di fatto confermava l'atto con cui il GIP del Tribunale di Treviso aveva stabilito la misura cautelare, è stata annullata. La Cassazione ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Fabio Crea e Mauro Serpico. A confermarlo lo stesso Crea, difensore del 38enne domenicano Guzman, e di Enzo Lorenzo, il 79enne ex marito della vittima. La novità di questa mattina è che la Cassazione, in accoglimento del ricorso che avevamo presentato avverso l'ordinanza del Tribunale di riesame, ha disposto l'annullamento integrale dell'ordinanza con rinvio per un nuovo esame al Tribunale del riesame di Venezia. Tribunale che ora avrà un mese di tempo da quando i giudici della Cassazione depositeranno le motivazioni per esprimersi, fissando una nuova udienza. Tempo utile per l'avvocato Crea per tornare ad avanzare una nuova richiesta per i domiciliari per l'ex marito della Ceschin, 79 anni, per motivi di salute. È molto probabile che per la posizione del signor Lorenzon, per le condizioni di salute, io avanzi una istanza in attesa della decisione del riesame. Domani Antena 3 trasmetterà in diretta dalla Corte d'Appello di Venezia la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2024 in Veneto. Sabato 26 dalle 9:45 con l'edizione straordinaria sulla nostra emittente per raccontare in diretta tutti i dati, i problemi e le soluzioni della giustizia nella nostra regione. E manca solo una delibera e una firma. Il Palazzo di Giustizia di Treviso sarà dedicato, come molti altri in Veneto e in Italia, ad un magistrato che è parte della storia nazionale, la nostra anteprima nel prossimo servizio. Il Tribunale di Treviso sarà dedicato al giudice Stiz. Sì, persona che tutti ricordano con piacere, persona di una grande umanità e di una grande capacità professionale. Credo che sia la cosa più corretta che anche il Presidente del Tribunale abbia fatto il passo più giusto. Il Palazzo di Giustizia di Treviso sarà dedicato al magistrato trevigiano Giancarlo Stiz. Qui lo vediamo a latere di uno dei tanti processi che si sono svolti nello storico Tribunale trevigiano di Piazza Duomo, dove nel 1969 convocò Guido Lorenzon per l'inchiesta simbolo degli anni di piombo, ovvero la strage di Piazza Fontana a Milano. Coraggio e senso dello Stato hanno sempre animato l'operato di questo magistrato, che teneva all'inizio delle udienze, guardando al di là delle finestre della sala del collegio giudicante, lo scorrere della vita quotidiana nella sua città. Una vita riservata quanto blindata da quando entrò nel mirino di Ordine Nuovo, che secondo gli informatori aveva organizzato un attentato nei suoi confronti poi sfumato, che doveva svolgersi nel luglio del 1980, subito prima di un altro tragico avvenimento che invece ha segnato la storia italiana, la strage di Bologna. Sono solo alcuni capitoli dell'impegno del giudice simbolo della magistratura trevigiana, ed è per questo che il suo nome sarà per sempre abbinato all'attuale palazzo del Tribunale di Viale Giuseppe Verdi. L'accordo tra il presidente Antonello Fabbro e il sindaco Mario Conte è alla firma a Cassugana dal 15 dicembre e si punta a fissare a giorni la data della cerimonia ufficiale, che potrebbe essere presieduta da un'alta carica dello Stato. Fa parte della nostra realtà, del nostro equilibrio nell'ambito del rapporto cittadino-tribunale, e credo che sia la giusta soluzione per ricordarlo anche a tutti i posteri che verranno. A 10 giorni dall'accordo della firma tra Comune Treviso, Parcheggi e Italia continua il dibattito sulla realizzazione del parcheggio interrato di Piazza Vittoria. Italia Viva e Azione in Consiglio Comunale si schierano con il sindaco Mario Conte, ma ad alcune condizioni. La verità è che gli unici 3 documenti veri che risultano in questo momento agli atti sono l'accordo del 2008, quindi il primo contratto tra Parcheggi Italia e il Comune di Treviso, l'accordo transattivo di Giovanni Manildo del 2017 e una per ora solo proposta, diciamo, di nuovo accordo che è stata depositata, diciamo, che è stata inviata da Parcheggi Italia, una proposta del 2022 che è stata consegnata all'amministrazione Conte. Questo ad oggi è in concreto il Park Vittoria.
Un progetto del 2008 che tra 10 giorni dovrebbe venire sottoscritto dal sindaco Mario Conte. 270 posti circa per 30 mesi di cantiere e un costo complessivo di 30 milioni di euro e con una gestione privata di almeno 50 anni. Numeri che inevitabilmente stanno facendo discutere cittadini e politica, con le opposizioni in Consiglio Comunale contrarie alla realizzazione, a parte Azione Italia Viva, ovvero il terzo polo trevigiano. Chi dice che questo parcheggio non si può fare per volontà politica si assume anche la responsabilità però di dover spiegare che come minimo si potrebbe parlare di una penale di almeno 3 milioni di euro. Oggi penso che questa cifra sia anche maggiore, quindi diciamo dire no può stare in piedi soltanto se al posto di raccogliere le firme si fa una colletta tra cittadini. Da qui la scelta di appoggiare il sindaco, ma a 3 condizioni. Condizionato al fatto che questa nuova realizzazione venga inserita all'interno di un piano per la mobilità, di mobilità sostenibile. Secondo aspetto, che vengano inseriti dei meccanismi che siano di ristoro nei confronti di quei soggetti, residenti, commercianti, professionisti, che subiranno necessariamente dei danni dalla cantierizzazione dell'opera. Poi voi avete una richiesta per un atto pratico sin dall'inizio? Di vedere il tariffario per calmierare quello che può essere il costo del parcheggio e quindi andare incontro ai cittadini. Ma voi non avete paura che questo progetto sia tanto invasivo per la città, che crei problemi strutturali? La nostra è un'opinione politica, poi ci saranno gli organi deputati a risolvere questa questione. Noi sicuramente da politici vigileremo che tutto questo possa avvenire in sicurezza e nei migliori dei modi. La voce del sindaco Mario Conte che chiarisce sarà adeguato alle vetture a gas ed elettriche, porterà meno traffico in città. Intanto da lunedì iniziano i lavori di allestimento di un nuovo cantiere a ridosso del PUT. C'è chi costruisce e chi demolisce. Mi piace lavorare con chi costruisce. Dopo il sì, seppur condizionato, di Azione Italia Viva sul Park Vittoria, il sindaco Conte esprime una soddisfazione che fa presagire un'apertura. C'è un asse, ci sono rapporti di responsabilità e di visione nei confronti della città, c'è un'opposizione che è no a priori per partito preso, senza conoscere carte, progetti, caratteristiche, ma sono contro soltanto perché è stata proposta dal sindaco Conte. Progetto quello del parcheggio sotterraneo al centro delle polemiche. Dopo i botte e risposta delle scorse settimane tra maggioranza e opposizione, anche una parte dei cittadini si è mobilitata per dire no alla realizzazione del park, ritenendo obsoleto un parcheggio nel quale le auto elettriche e a gas non potrebbero accedere, ma l'amministrazione fa chiarezza. Innovativo nelle tecnologie di costruzione e anche nelle caratteristiche del parcheggio, che sarà adeguato a quelle che sono le nuove caratteristiche delle autovetture. Noi non vogliamo portare le auto in centro realizzando il parcheggio, perché se voi andate a vedere nella piantina geografica della nostra città, il Park Vittoria sfiora il PUT, dista davvero 100 metri e quindi saranno quei 100 metri di collegamento che invece libererà il centro dalle autovetture. Il 2024 era stato annunciato come un anno di cantieri per Treviso e così si sta rivelando. Da lunedì 29 partiranno infatti i lavori del microtunneling per la realizzazione della fognatura di Treviso che attraversa Ponte della Gobba e che comporteranno delle modifiche alla viabilità. Il cantiere entrerà nei prossimi giorni in centro storico, allestito a ridosso di Viale Tasso lungo il PUT cittadino. Lavori che dureranno circa 6 mesi. Non è un cantiere impattante, nel senso che ci saranno delle aree di cantiere che potranno sfiorare le careggiate, però nulla che impedisca il transito degli automezzi. Pochi secondi di pubblicità, tra poco. TG Treviso, ben ritrovati. Vi raccontiamo la storia di Giovanni, figlio di un eroe, una storia di coraggio e di riconoscimento. La vigilia del giorno della memoria, l'incontro nella scuola di San Biagio tra gli studenti e Giovanni Campagnol. A Carbonera suo padre salvò dai campi di concentramento mamma e figlia ebrei, nascondendole in casa. Lui sapeva che erano ebrei, ma l'ha tenuto nascosto a tutta la mia famiglia, non l'ha detto a nessuno, ha solo detto che erano delle parenti che arrivavano dalla lontana Alsazia.
Nelle parole di Giovanni di fronte agli studenti della scuola media Martini di San Biagio di Callalta, il ricordo del gesto eroico di suo padre Gioacchino Campagnolo, quando in un atto di straordinaria umanità ha rischiato la propria vita e quella della propria famiglia per salvare una donna ebrea e la sua giovane figlia dall'orrore nazista. La loro storia è stata raccontata anche in un libro. 2 immagini della casa della famiglia Campagnolo a Carbonera e dell'intera famiglia. Il signor Giovanni e questo bambino piccolo, questa immagine del signor Gioacchino Campagnolo, alla pagina successiva della signora Esther con la figlia Diane. Nel Giardino dei Giusti a Gerusalemme i nomi di Gioacchino Campagnolo e della moglie Erminia Caonna risplendono come stelle di speranza, incisi nel muro d'onore, testimoni al mondo intero dell'immortalità delle azioni umane intrise di amore e coraggio. Un ricordo meraviglioso sui miei genitori di quello che loro hanno fatto e sono anche orgoglioso. Lo sarebbe un po' meno mio padre perché a queste cose non ci teneva. Lui voleva fare le cose del bene ma voleva farle sempre un po' di nascosto. Dopo l'incontro, Giovanni, con il sindaco Valentina Pillona, le associazioni combattentistiche, assieme agli studenti e agli insegnanti dell'Istituto Comprensivo, si sono recati presso il monumento degli internati per commemorare con una cerimonia tutte le vittime dell'Olocausto. Nell'occasione è stata scoperta una targa con i nomi degli ex internati di San Biagio di Callalta, un sogno che si avvera per molte famiglie. Mio padre è stato preso a Mantova, era militare, è stato portato in Germania nel campo concentramento di Allach, che era un campo satellite di Dachau. Ricordare significa mantenere viva quella che è la memoria, non è solo una celebrazione fine a se stessa, ma è proprio portare delle testimonianze vive e concrete affinché le discriminazioni di un tempo non si ripresentino più. In un mondo spesso dilaniato da divisioni e conflitti, la storia di Giovanni e dei suoi genitori ci ricorda che anche nell'oscurità più profonda brilla sempre una luce di speranza incrollabile ed eterna. Nel cuore sento che del bene si può fare, trasmettere a questi ragazzi che oggi ne hanno veramente bisogno. La testimonianza del signor Giovanni è stata molto commovente e istruttiva. Spero ci siano altre occasioni per parlare di questi argomenti. In occasione del Giorno della Memoria, il 27 gennaio, Antena 3 trasmetterà in diretta dal Teatro da Ponte di Vittorio Veneto a partire dalle 21 lo spettacolo teatrale Baracca 18, ideato e scritto da Claudio Provedel, direttore del coro Ana di Oderzo. Il Giorno della Memoria, il 27, ma anche quello dedicato al sacrificio degli alpini, il 26, data della battaglia di Nikolajevka. Il ricordo scivolerà sulle note dei canti alpini in un doveroso omaggio a quello che è stato e chi ha profondamente sofferto. Appuntamento sabato sera alle 21 su Antena 3 per partecipare ad uno spettacolo nato dal cuore del nostro territorio. E come ogni venerdì ci fermiamo con le previsioni del tempo. Vediamo che cosa ci attende per questo weekend. Un robusto anticiclone interessa tutto il nord Italia. L'intensità di questa alta pressione è evidente dalla carta del tempo. Vedete, il centro localizzato su di noi ha un valore di circa 1040 hectopascal, la media è 1012-1013, questo dà l'idea della forza. Quindi naturalmente i sistemi perturbati restano lontani, scorrono a nord e le Alpi nettamente a nord e quindi in poche parole abbiamo tempo stabile. Certo la permanenza poi dell'anticiclone ha dei risvolti, naturalmente il ristagno delle masse d'aria gradualmente farà e già fa aumentare gli inquinamenti nei bassi strati dell'atmosfera e le formazioni di nebbie. A dire il vero per ora siamo stati esenti da questo fenomeno grazie a un po' di fenno, un po' di vento da nord che per adesso permane ancora per qualche ora. Più in dettaglio comunque su Treviso e sul Trevigiano prevediamo per domani inizialmente una velatura del cielo dovuta a delle foschie, qualche banco di nebbia sulle pianure interne. Poi il sole avrà la media e quindi avremo dei rasserenamenti. Domenica meglio, cioè la foschia è minore, quindi avremo già un cielo sereno dalle prime ore del mattino, ma un cielo sereno, quindi un tempo stabile ci accompagnerà per tutta la prossima settimana, anche se inizialmente potremmo avere qualche banco di nebbia. I venti sono deboli di direzione variabile, come ho detto ancora qualche ora di vento da nord, ma questo è salutare. E le temperature, ecco, ancora per domani probabilmente le minime sopra lo zero, per domenica la notte serena, la mattina serena farà scendere 2-3 gradi sotto
sotto lo zero il termometro, poi intorno allo zero, quindi la prossima settimana non avremo gelate notturne diffuse, siamo intorno allo zero, qualcosa sotto o qualcosa sopra. Le massime dai 7 agli 8 ai 9 gradi. Per quanto riguarda l'Alta Adriatica è previsto da poco mosso a localmente mosso. È tutto. Siamo alle notizie di Belluno e provincia. Partiamo dal caos nei municipi per lo smaltimento delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza. In Val di Zoldo il sindaco De Pellegrin è costretto a chiudere l'anagrafe per un giorno alla settimana per smaltire gli atti di stato civile provenienti dall'estero. All'apparenza la materia è semplice, in realtà la trascrizione degli atti di stato civile provenienti dall'estero per il riconoscimento della cittadinanza per discendenza sta paralizzando l'ufficio anagrafe del comune di Val di Zoldo. Il sindaco è su tutte le furie. Noi riceviamo da anni costantemente richieste di trascrizione, no? Da parte dei consolati, insomma c'è la coda spesso allo sportello e noi non riusciamo a evadere tutte queste pratiche nelle tempistiche che la norma prevede. Noi siamo in arretrato di 520 pratiche di trascrizione, quindi il mio ufficio è completamente oberato e siamo costretti a dover chiudere un giorno a settimana gli uffici. Il cartello che De Pellegrin ha fatto appendere sul portone del municipio è eloquente, ma non c'erano alternative. Se le pratiche non vengono evase nei tempi previsti dalla norma, cioè entro 180 giorni, il rischio è quello di vedersi recapitare ordini di adempimento dal Tribunale di Roma. L'avvocato che ci fa ricorso è perfettamente nel diritto, il tema è un altro, il tema è se i comuni debbano continuare a subire questo tipo di situazione che vede veramente che l'opera di scapito dei cittadini e che ci mette veramente in grosse difficoltà, anche perché ricordiamoci che noi abbiamo 1600 erotti iscritti all'AIRE, che sono tutte persone che devono essere seguite, per le quali dobbiamo fare pratiche, riconoscimenti, matrimoni, separazioni, tutto quello che riguarda la vita di queste persone, a discapito poi effettivamente di quello che è il lavoro che gli uffici devono anche svolgere. Un problema originato dal fatto che tramite consolato i tempi di attesa sono biblici, anche decenni, e quindi il riconoscimento della cittadinanza per discendenza è diventato un business in piena regola. Se si hanno denari a disposizione, gli interessati possono presentare istanza ai tribunali. Se non si ottempera, scattano i ricorsi. L'ultimo ordine di adempimento del TAR al comune di Val di Zoldo per le pratiche dei cittadini italo-brasiliani è di qualche giorno fa e De Pellegrin provocatoriamente ha sbottato: faremo svettare anche la bandiera brasiliana. La provocazione è netta e chiara, dobbiamo lavorare per i nostri cittadini o per i cittadini che diventano italiani a seguito di riconoscimento iure sanguinis. Capisci? Quindi il tema è complicato, nessuno lo vuole affrontare, che lo Stato ci dia perlomeno le risorse per fare in modo che venga conteggiato anche quando si fa il carico di collaboratori nei comuni anche di quanti AIRE si hanno, perché il comune ne ha 1700 ad oggi di iscritti all'AIRE. È passato un anno dal trasferimento dei profughi ucraini all'ex asilo Cairoli di Belluno, una quarantina di persone, per lo più donne e bambini, cui viene garantita assistenza da parte del comune di Belluno. Chi ha trovato un lavoro stabile cerca una casa, ma gli alloggi non si trovano. Un anno fa oggi all'ex asilo Cairoli, un gran fermento per dare dignitosa sistemazione a poco più di una quarantina di profughi scappati dalla guerra in Ucraina. Ospitati originariamente all'ex caserma dei Vigili del Fuoco, donne e bambini vennero spostati, non senza una coda polemica, perché per l'immobile di via Gregorio XVI parevano imminenti i lavori di ristrutturazione. La struttura individuata fu quella in via del Piave, dove le famiglie ormai hanno costruito una nuova vita. Qual è la situazione a un anno di distanza? Allora diciamo che a un anno di distanza non è cambiato un granché, perché l'emergenza è stata prorogata proprio in questi giorni fino al 31 dicembre 2024. Il comune di Belluno continua a seguire i profughi anche con il supporto del volontariato. Sarà confermata la convenzione con la prefettura e quella con la Sersa per la fornitura dei pasti giornalieri al Cairoli e alla Canonica di Mier, dove sono ospitate altre 5 persone. Per un anno e mezzo si sono offerti di dare una mano uomini e donne dell'associazione ex poliziotti. Oggi il
compito è totalmente in capo al gruppo dell'ANA di Belluno. Un buon numero di profughi adulti lavora, chi più stabilmente, chi invece con contratti a ore, e in questo caso si tratta delle donne che hanno bambini piccoli da accudire. Chi un'occupazione ce l'ha ha espresso il desiderio di indipendenza, che sembra difficile da realizzare perché mancano alloggi. Mi appello a chi ha case da affittare che accettino queste famiglie, perché sono brave persone e desidererebbero, ormai sono quasi 2 anni a marzo che sono qua, continuare la loro vita qui a Belluno, anche perché sono soprattutto madri o genitori anziani, diciamo, a supporto appunto della madre con figli, e quindi la cosa importante sarebbe riuscire a trovare loro una locazione nei pressi di Belluno. Il comune si è interfacciato con le associazioni dei proprietari di casa, ma il muro sembra invalicabile. È vero che è un problema, ripeto, a livello sociale, lo sappiamo. È chiaro che loro hanno vissuto un'esperienza diversa di altre persone che probabilmente hanno comunque delle difficoltà sociali. Non è facile, insomma, ecco, trovare un alloggio per queste persone. Dopo l'intervento di ristrutturazione, l'ospedale di Lamon ha ripreso l'attività di degenza. Come previsto, si è completato ieri il trasferimento dei 20 pazienti degenti all'ospedale di Feltre, dove era stata collocata l'unità riabilitativa per consentire la prosecuzione dei lavori edili. L'intervento ha potenziato la struttura con 22 nuovi posti letto di riabilitazione e 7 posti per l'unità riabilitativa territoriale. L'investimento complessivo ammonta a 5,9 milioni di euro, di cui 1,9 finanziati dal Fondo dei Comuni di confine. Cala il numero delle imprese attive in provincia di Belluno, ma non si tratta di una conseguenza riferibile esclusivamente alla crisi. Il punto con il presidente della Camera di Commercio, Mario Pozza. I dati sono negativi purtroppo, però è in tutto il paese che c'è poca voglia di fare impresa. La lettura di questi dati è questa. Parte delle imprese sono state chiuse per fare una pulizia dei registri, erano imprese inoperative ormai da 3 anni. Poca voglia di fare impresa da un lato, dall'altro la necessità di sfoltire il registro camerale dalle imprese inattive. Il risultato di quest'ultima attività ha causato una importante discontinuità nella consistenza della demografia di impresa, che per Belluno si traduce in un meno 46% di cessazioni, la metà delle quali è riferibile a ditte individuali del comparto edile, il resto a ditte del commercio al dettaglio. C'è un'altra lettura da dare, che è quella che ci sono più unità locali, ossia imprese che non sono più con la loro sede in provincia di Belluno, ma la sede amministrativa non c'è più. A parità di osservazione, commenta Pozza, la provincia di Belluno nel 2023 ha perso complessivamente 52 imprese, per la maggior parte concentrate nel manifatturiero, seguito da commercio all'ingrosso, commercio al dettaglio e ristorazione. A fine dicembre gli stock di imprese attive nel bellunese si attestano a circa 13.500. Bisogna cambiare rotta, perché? Perché se continua così lo spopolamento aumenta sempre di più, quindi ci vuole una politica di incentivi, una politica di agevolazioni, in modo tale da poter permettere ai nostri operatori di lavorare e di tenere la serranda aperta. I dati esposti sono stati elaborati da Infocamere e offrono la possibilità di ragionare diffusamente anche sulle conseguenze dell'attualità politica ed economica, che naturalmente non riguarda solo il nostro paese. C'è anche un altro aspetto, che è quello legato ovviamente al cambiamento, un po' in questo momento alla crisi dovuta all'inflazione, alle tensioni geopolitiche e poi alla concorrenza più sfrenata per quanto riguarda l'e-commerce. Slitta in avanti l'entrata in vigore dell'accordo Stato-Regioni sui centri antiviolenza. La notizia è stata accolta con soddisfazione dalla consigliera di parità di provincia di Belluno, Flavia Monego. Ora commenta si utilizzi la proroga di 18 mesi per una soluzione stabile e definitiva. Sul tema la provincia si era attivata fin dalla scorsa estate, quando era apparso chiaro a tutti che i nuovi requisiti imposti dall'intesa Stato-Regioni ai centri antiviolenza non avrebbero consentito la prosecuzione della loro attività. Secondo l'intesa, per accedere ai fondi stanziati e al riconoscimento regionale, ogni centro deve garantire, tra gli altri, la reperibilità H24, che risulta insormontabile per il centro Belluno Donna, realtà basata totalmente sul volontariato. Ed era questa la nostra ultima notizia. Siamo alle previsioni del tempo. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi auguro una buona serata con Antena 3. Arrivederci.
Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. L'alta pressione insiste sull'Italia, dove il tempo rimane stabile e asciutto, ma anche piuttosto nebbioso. Vediamo il dettaglio di sabato 27 gennaio. Sul Veneto permangono condizioni di bel tempo, con cielo sereno, specie sulle zone montane e pedemontane. In pianura avremo iniziali foschie e nebbie, anche estese, in lento dissolvimento con il passare delle ore. Le temperature saranno stazionarie, minime tra 0 e 3 gradi, massime tra 7 e 9 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso non mancherà un ampio soleggiamento, su tutta la regione cielo in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 2 e 5 gradi, massime sui 9-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà molto soleggiato, salvo la presenza di locali annuvolamenti residui. Temperature minime tra -1 e 4 gradi, massime sui 12-14 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.